al nostro Nicola Andreis, difensore della prima squadra. Questa mattina la scomparsa della mamma. Ovviamente un grosso abbraccio a Nicola e poi le condoglianze di tutta la società e anche di tutti noi. Diamo lettura anche della formazione del Campo d'Arsego, che dovrebbe schierarsi con il 4-4-2. Questo dovrebbe essere il modulo del Campo d'Arsego, con Trezza tra i pali, in difesa Annoni, Gentile, Severnini e Averi, con a centrocampo da destra a sinistra Salata e Petrilli a presidiare le corsie laterali, Callegaro e Conti invece in mezzo come mediani, davanti una coppia di valore come quella formata da Bonaventura e da Sottovia. L'arbitro è il signor Flavio Fantozzi di Civitavecchia, primo assistente Damiano Caldarola di Asti, secondo assistente Gianmarco Pellegrino di Torino. Accolgo anche in questa telecronaca Sandro Benedetti del quotidiano L'Arena. Sandro, partita contro una squadra anche di livello, che magari ha raccolto meno in questa stagione rispetto a quelle che poi potevano essere le aspettative iniziali, però in questo mercato che non si è mai chiuso in Serie D ha piazzato colpi davvero importanti nell'ultimo periodo. Sì, sicuramente il Campo d'Arsego è una squadra che è partita un po' con il freno a mano tirato. Chiaramente le vicende estive, ricordiamo che la squadra avrebbe potuto giocare in Serie C, ma ha rinunciato al salto di categoria. Questo ha favorito tra l'altro una formazione veronese come il Legnago. C'è stato quindi un po' di si sono un po' ridotte quelle che erano magari le aspettative e le ambizioni di questa società, che però nelle difficoltà è andata a fare un mercato molto importante. Negli ultime settimane sono arrivati giocatori importanti di categoria come Sottovia e Severnini. Insomma, è squadra da prendere assolutamente con le molle, e il posto che occupa in classifica probabilmente è momentaneo, credo, anche visto la forza della squadra. Il Campo d'Arsego, che ha quota 21 punti dopo 24 partite, in questo momento sarebbe all'interno del perimetro dei play-out. Il Caldiero invece domenica scorsa, battendo il Chions, ha fatto un passo davvero decisivo verso la salvezza diretta. In questo momento della stagione il Caldiero ha quota 35 punti, a meno 4 addirittura dai play-off, quindi situazione comunque sotto controllo in casa a Caldiero. L'obiettivo stagionale è una salvezza tranquilla e l'obiettivo si sta verificando senza particolari difficoltà. Il Caldiero adesso ripartirà con questo rinvio del fondo di Lorenzo Aldegheri. Mi piace ricordare, Sandro, la parabola anche di questo ragazzo, che poi è nata un girone fa, poi nella sfida d'andata a Campo d'Arsego. A sorpresa schierato titolare da mister Soave, decisivo perché parò un rigore sull'1-0 per il Caldiero, e questo permise poi la formazione del Caldiero di conquistare i 3 punti. Quindi è nata proprio questa parabola esattamente un girone fa. Ti sottolineo anche che il Caldiero è la squadra che nelle ultime 6 partite ha subito meno gol in assoluto di tutta la Serie D, ne ha preso soltanto uno. Per dire, il Taranto, che è la squadra che ne ha preso meno in tutta la Serie D, ne ha presi 11, però ne ha presi 2 in queste ultime 6 partite, e quindi Aldegheri, insomma, non a caso difende i colori di una squadra che ha questo record veramente importante. Subisce anche molto poco, intanto fuori gioco per Lorenzo Zerbato. Il Caldiero oggi in tenuta completamente bianca, 4-3-1-2 con Lorenzo Boldini, mi sembra, da queste prime battute poi ad agire dietro le due punte, che sono Zerbato e Proc. Caldiero che oggi deve fare a meno ovviamente di Nicola Andreis, ma anche dello squalificato Marcus Zè. In panchina anche per il momento Nicolò Baldani, poi vedremo se sarà in grado o meno di giocare questa partita. Ti volevo dare un altro dato statistico, così una curiosità, se dovesse, qui ovviamente gli scongiuri del caso sono d'obbligo, il Caldiero vincere questa partita riuscirebbe ad aprire una striscia positiva di 3 vittorie consecutive. Questo era accaduto soltanto all'inizio del campionato, con le 3 vittorie conquistate proprio nelle prime 3 gare della stagione, Trento, Manzanese e Adriese, Arzignano Valchiampo, Manzanese e poi Adriese, quindi insomma altro obiettivo importante, no, per la formazione del Caldiero. Al di là del fatto che chiaramente una vittoria con questo avversario, insomma, permetterebbe anche al Caldiero di definitivamente scollarsi di dosso, forse anche dal punto di vista matematico, no, il problema della salvezza diretta.
Una rimessa laterale dal settore di sinistra, il Caldiero prova a mandare questo pallone in avanti, a spedirlo con Braga fermato. Siamo al quarto minuto di gioco di questo primo tempo, per il momento nessuna occasione da ambo le parti. Adesso il Caldiero prova a distendersi sempre sulla sinistra, ma viene respinto l'attacco dall'attenta difesa del Campo d'Arsego. Mette giù palla Annoni, va a servire subito il numero 7, trattasi di Salata. Poi il cambio di campo, a cercare la corsa di Petrilli, deve proteggere Cherubin, ma lo fa molto bene, addirittura trovando l'impatto con il pallone. Adesso Cherubin potrebbe viaggiare sulla corsia di destra, prova a farlo, attenzione a Cherubin che sale però anche Filiciotto che cambia il fronte, c'è Zerbato in area di rigore, palla che sarebbe buona per l'inserimento di Viviani, però ha sbagliato proprio l'ultimo passaggio. Però buona tela in questa situazione, è mancato soltanto l'ultimo passaggio. Sicuramente, come si dice in questi casi, no? Ottima la catena di destra, Cherubin, Filiciotto, una bellissima palla di Filiciotto sventagliata sul versante opposto. Peccato, Zerbato voleva fare un assist, non voleva calciare in porta, voleva toccarla, accomodarla per l'inserimento di Bollini. Purtroppo non l'ha presa bene, però buonissima azione. Burato, di nuovo il Caldiero in possesso di palla, per il momento a livello anche di gioco e di possesso il Caldiero è sceso molto bene sul terreno di gioco. Occhio a Boldini che può andare lì sulla tre quarti, va a servire Proc che si libera bene, palla al limite ancora per Filiciotto, Zerbato, ancora Proc probabilmente era in posizione irregolare, al momento del tocco c'è stata una carambola e allora ci sarà il calcio di punizione per il Campo d'Arsego. Però stiamo subito giocando bene questa partita, stiamo interpretando bene anche il gioco lì sulla tre quarti. Proc come al solito è scheggia impazzita e il resto della squadra lo sta seguendo, quindi ottimo per il momento l'approccio del Caldiero a questa partita. Adesso il giro palla da dietro con Jacopo Rossi che va a lungo verso il settore di sinistra a cercare la corsa di Lorenzo Zerbato contro Annoni. Stavolta dovrebbe aver fatto buona guardia il laterale del Campo d'Arsego, l'ultimo tocco è stato proprio di Zerbato. Annoni è un terzino destro che ha giocato e parecchio anche in categorie superiori, ha giocato con Melfi e Fidelissandria, ex primavera del Novara. Sono tanti giocatori del Campo d'Arsego con un curriculum di peso, però per il momento il Caldiero sta tenendo bene il campo. Sandro. Sì, probabilmente è una squadra un po' costruita, come dire, magari non con grande oculatezza, nel senso sono stati presi dei nomi importanti, ma vista anche la posizione probabilmente qualche errore è stato fatto anche un errore grossolano, possiamo anche dirlo senza problemi. Insomma, credo che ormai lo sappiano tutti che in realtà il Campo d'Arsego l'aveva acquistata la punta importante, l'ho conosciuto anche nell'ambito veronese perché Zecchinato ex Virtus, purtroppo per un regolamento che probabilmente al Campo d'Arsego era sfuggito, Zecchinato non poteva tornare a giocare tra i dilettanti avendo vestito la maglia della Virtus, quindi essendo stato professionista e avendo iniziato la stagione Polsona, quindi con un'altra formazione dilettantistica. Questo è stato un errore che probabilmente in qualche modo ha portato anche poca serenità all'ambiente del Campo d'Arsego, che è squadra comunque di assoluta qualità, quindi bisogna stare molto attenti, anche se devo dire che vedo un Caldiero brillante anche dal punto di vista poi del gioco. Intanto ancora Zerbato in area di rigore, posizione di fuorigioco per Zerbato che era scattato come al solito sul filo del fuorigioco. Questo è il movimento classico di Zerbato, fischiato il fuorigioco, il secondo consecutivo in pochi minuti. La punta comunque il Campo d'Arsego l'ha presa perché poi è arrivato sotto via al posto di Zecchinato, che aveva iniziato la stagione, come giustamente spiegavi tu Sandro, al Sona, non scendendo mai in campo, però il tesseramento era già stato effettuato e quindi non si può giocare in due società di Serie D. Ancora attenzione a sottovia dopo l'uscita affannosa di Aldegheri. Qui ha sbagliato il nostro 2003 sottovia, però non ha punito, per fortuna del Caldiero. Tiro respinto. È stato molto bravo Baschirotto perché ha subito chiuso qualsiasi spiraglio, è andato in pressione immediata su sottovia. È stato un errore abbastanza grossolano di Aldegheri che ha ciccato clamorosamente la palla, deve migliorare, l'ha detto anche lui, ho letto un'interessante intervista
sul quotidiano l'Arena concessa al collega Stefano Ioppi per quanto riguarda il pallone d'oro, e dicendo appunto che deve migliorare molto, lui stesso lo ammette, nei piedi, nelle uscite alte. Occhio al calcio d'angolo del Campodarsego con la girata dentata di Gianmarco Conti, e stavolta Aldegheri senza alcuna difficoltà. Ancora 0-0 il punteggio. Conti, giocatore anche lui che ha giocato in squadre importanti, negli ultimi anni giocatore, diamo anche questa curiosità, del Gizra United nella Serie A maltese. È un ex under 17, under 16 invece della nazionale italiana, Gianmarco Conti, un altro che probabilmente è in D un po' per caso, perché ha giocato tanti anni nei professionisti. Baschirotto intanto ruba palla, il nostro numero 6 va subito a servire per Alberto Filiciotto. Viviani potrebbe addirittura andare al tiro, invece preferisce cercare una nuova soluzione in verticale. È rimasto per terra Proc, ma Filiciotto gli ha rubato palla, potrebbe adesso anche andare verso l'area di rigore. Ha cercato di aggirare l'avversario, non ce l'ha fatta Alberto Filiciotto. Allora può ripartire il Campodarsego con il numero 10 Petrilli ottimo nel dribbling, poi cambia il fronte di gioco, ma Cherubin chiude bene in diagonale. Allora Boldini può di nuovo rimettere ordine, ma il Caldiero continua ad andare ai 1000 all'ora verso Zerbato sulla sinistra, palla che però arriva a Proc, e stavolta il fallo lo subisce il numero 9 del Caldiero, e si ripartirà con un calcio di punizione dalla tre quarti. Permetti di dire, bella gara, bella intensità, bel ritmo, da entrambe le squadre, va detto. Anche il Campodarsego se la sta giocando, stiamo vedendo veramente un buonissimo calcio, anche delle ottime trame, due squadre che insomma mi sembrano stiano approcciando la gara nel migliore dei modi, tutte e due, quindi può scaturire davvero una bella gara. E quindi seguite poi la nostra diretta per vedere anche come andrà questo Caldiero Campodarsego. 11° minuto di gioco del primo tempo. Immagini offerte da Velia ma anche dai nostri operatori Anna Maria e Carlo Pasini. Punizione dalla tre quarti di sinistra, Viviani e Burato. I piedi sono educati, Viviani verso il secondo palo, lo schema verso Rossi, però probabilmente ha toccato un giocatore del Campodarsego, anzi no, invece per il direttore di gara che comanda il rinvio dal fondo. L'ultimo tocco è stato di Jacopo Rossi. Corretto, ha colpito Rossi in stacco e non è riuscito, stati questo è uno schema simbolo del Caldiero, con la salita sul secondo palo di Rossi, che può andare o in prima persona di testa oppure anche con la torre verso il centro dell'area. Tanti gol, tante situazioni pericolose sono anche nate così in questa stagione. Jacopo Rossi che si è adattato benissimo alla realtà del Caldiero dopo i tanti anni con la Virtus in Lega Pro, un giocatore che in Serie D, mi permetto di dire, forse fra anche i difensori migliori della categoria. Intanto attenzione a Zerbato che anticipa il portiere, la porta è sguarnita, arriva però una conclusione a metà perché attraversa tutta l'area di rigore, non c'era nessuno. Il Caldiero però rimane lì, è fase propizia questa per gli uomini di Soave. Ancora il cross dentro l'area, libera Averi, palla che però esce a beneficio di Cherubin. Il controllo elaborato, allora occhio perché c'è spazio per il Campodarsego con Petrilli però preferisce rallentare il servizio per Averi sul settore di destra, ma il Caldiero ha già recuperato palla, allora si va subito dritto per dritto verso l'area, però Boldini stavolta viene schermato molto bene dal numero 6 del Campodarsego, Severnini. In quella situazione è mancato forse un uomo anche ad aggredire l'area piccola, o forse anche Lorenzo Zerbato avrebbe dovuto colpire meglio il pallone. È molto difficile. Stava già cadendo, è stato bravo a anticipare, poi chiaramente quel passo lungo anticipato, quindi ha perso un attimino il controllo del passo, è andato a calciare con il passo lungo e quindi non è riuscito ad angolare la conclusione. Bravo comunque a leggere, anche se vuoi, l'incertezza del portiere avversario, quindi però insomma osservo che davvero mi sembra un buon Caldiero con delle ottime trame di gioco. Mi piace sottolineare anche una prestazione sinora sicuramente molto importante di Alberto Feliciotto, sia nella conquista del pallone che nell'andare anche in qualche modo a cercare le punte. Quindi direi un buonissimo inizio, un buonissimo approccio di gara da parte del Caldiero, che deve stare attento perché lì partenza il Campodarsego può far male, con due poi veterani della categoria là davanti come Bonaventura e
e sottovia. Intanto c'è il fischio del direttore di gara, il signor Fantozzi di Civitavecchia. Fantozzi di Civitavecchia. Allora un calcio di punizione per il Caldiero, sempre dalla tre quarti. Stavolta la proiezione è quella centrale, con il numero 4 Marco Burato che può scodellare il pallone verso l'area di rigore, invece preferisce appoggiarsi sulla corsia. Viviani, arriva il cross, va a respingere di testa la difesa del Campodarsego. Cherubin preferisce appoggiarsi all'indietro da Lorenzo Aldegheri, il portiere del Caldiero. Subito al rilancio lungo, erano in fuorigioco però in questo caso gli attaccanti del Caldiero, che non sono saliti in tempo. Forse avrebbe dovuto anche temporeggiare il portiere del Caldiero. Intanto il rilancio lungo da parte del portiere invece del Campodarsego, Salvatore Trezza. Subito però buona guardia da parte degli uomini di Soave. Allora si ritorna a correre sempre sulla corsia di sinistra con Zerbato che arresta il pallone, lo controlla, poi va all'indietro da Burato. Vediamo se ha spazio Burato per calciare, ci prova, la palla però finisce alta sopra la traversa. Però come al solito sulla tre quarti lavoriamo bene. Zerbato anche qui ha fatto invece il suo sulla corsia. L'idea era anche positiva, quella di cercare poi la conclusione da fuori, il tiro alto da parte di Burato, però arriviamo a concludere senza fatica. Col senno di poi magari, ovviamente col senno di poi è facile dire le cose, e in questo caso Zerbato avrebbe potuto anche cercare di andare verso la porta avversaria, andare magari anche alla conclusione personale. Ha cercato Burato, che era francamente un po' lontano dall'area del Campodarsego. Il tiro è stato anche affrettato per la chiusura di un calciatore avversario, quindi non è stato sicuramente molto pericoloso, però è la dimostrazione, no, che la squadra sta sviluppando trame offensive molto interessanti e anche con una certa frequenza e regolarità, e questo fa ben sperare. Però ripeto, bisogna sempre stare attenti, perché il Campodarsego mi sembra sornione come formazione, pronto a innescare giocatori come Petrilli e Sottovia, che sono sicuramente molto pericolosi dell'ottimo passo. Campodarsego che ha dimostrato di essere squadra con individualità importanti, e sappiamo che quando hai individualità così magari poi da un momento all'altro puoi trovare il guizzo, perciò attenzione anche a quelli che sono gli interpreti del Campodarsego. Va a correre la squadra di Mister Ballarin sul settore di destra con Annoni, lo scambio ravvicinato ancora con Salata, all'indietro per il difensore Gentile subito verso la corsia dove c'è Annoni, ma c'è anche Sottovia. Arriva il buon cross con Aldegheri che in uscita non ha paura di Buonaventura del numero 9, poi forse riceve anche un colpo il nostro Lorenzo Aldegheri, classe 2003, che come al solito non difetta dal punto di vista della personalità, perché davanti aveva un attaccante che ha giocato in 1000 squadre di Serie D come Buonaventura, che è un classe 1985, ma Aldegheri è andato a prendere lui il pallone, il giovane del 2003. Lorenzo Aldegheri adesso si appresta al rinvio, l'abbiamo già raccontato ovviamente dell'inizio. Sulla testa del papà, insomma, vorrebbe da dire questa uscita, no? Come età ci starebbe, Esatto, comunque sicuramente un fratello molto maggiore. No, bravo, molto ottima scelta di tempo. Molto attento. Intanto il Caldiero sulla sinistra con Proc, va Proc sul secondo palo, palla che esce di un niente, ha tentato di piazzarla piano, ma la piazzata è quasi riusciva. Il colpo da biliardo di Daniele Proc. Lo stiamo imparando a conoscere questo ragazzo che è arrivato a dicembre a Caldiero dall'America, perché giocava in America con il North Carolina. Abbiamo scoperto le doti acrobatiche e soprattutto la tecnica di questo giocatore. Bisogna avere un buon piede per riuscire a piazzare il pallone, ce la stava per fare Daniele Proc, Sandro. No, lui ha regalato anche dei gol quest'anno di straordinaria bellezza sotto il profilo proprio stilistico. È un giocatore che ha sicuramente delle grandi qualità tecniche, è un elemento sicuramente ha avuto un grande impatto nel Caldiero. Sai, viene da un altro mondo, è il caso di dire. Lui è andato a studiare, a laurearsi in una prestigiosa università americana come quella di Duke, giocava a calcio là, ma mi sembra che questa categoria la possa fare senza problemi, anzi è sicuramente senza un difficoltà. Importante. No. Proc intanto difende il pallone sulla sinistra, c'è il cross deviato, Conti con una semi rovesciata libera l'area, c'è anche Rossi
che ci ha provato, un tiro di alleggerimento per evitare magari anche che il Campodarsego trovasse spazio in contropiede, no? quella palla che cadeva un po' a rimbalzetto proprio davanti, e vai sempre lì, ti fai un po' ingolosire, magari avrebbe potuto anche ridare palla sull'esterno, riprovare un'azione, ma però insomma direi che il difensore importante è che non perda palla lì, quindi scelta giusta oltre che coraggiosa. A proposito magari delle mode del momento, si tende magari ad esasperare anche la costruzione dalla difesa. Jacopo Rossi qui per evitare problemi ha calciato tanto lontano. Luca Viviani arpiona il pallone, lo controlla, altro che comunque a livello di tecnica di sicuro a pochi eguali anche in questa categoria. Lorenzo Zerbato sulla sinistra, prova a puntare Severnini, Lorenzo Zerbato si crea lo spazio, il tiro con il piede destro è centrale e c'è la risposta attenta del portiere del Campodarsego. È bello certe volte sottolineare come i due Viviani Zerbato giochino praticamente da soli, si cercano di continuo, si conoscono, si frequentano anche lontano dal campo, sono molto amici i due, ma è incredibile davvero come giochino praticamente quasi assieme. Qui è stato Zerbato che praticamente ha scaricato palle sull'altro fronte e poi Viviani è andato a cercarlo con un passaggio d'esterno. È una, diciamo, coppia affiatata e affidata. Un binomio poi nato nel settore giovanile dell'Hellas, sì, perché sono stati entrambi giocatori del vivaio del Verona, Lorenzo Zerbato e Luca Viviani. Attenzione a questo lancio lungo, Proc è in posizione irregolare, contro 3, Daniele Progma difende il pallone, palla fuori per Boldini che apre sulla destra per Filiciotto, arriva il cross, stavolta la difesa libera con Annoni, ma Boldini mantiene vivo il possesso di palla. Bravo, si sposta sulla sinistra Boldini, palla verso Marco Burato, ancora da Lorenzo Boldini sul settore di sinistra. Boldini prova a puntare l'uomo, il cross è positivo, c'è Zerbato, Proc, la palla che rimane lì e poi c'è un fischio da parte dell'arbitro. Se non ho visto male, Proc ha salvato il gol. Sì, non so se la palla fosse di Boldini potesse entrare, certo che ha colpito, diciamo, da difensore più che da attaccante, rinviando la palla in mezzo all'area, poi è rimasta lì, poi forse Zerbato è andato involontariamente però ad ostruire l'intervento del portiere, quindi corretto il fischio del direttore di gara. Peccato, ma devo dire che ribadisco come dal punto di vista offensivo il Cagliero stia facendo molto bene, sta interpretando la gara veramente in modo molto puntiglioso, molto arioso anche, no? Sfrutta tutte e due le fasce, soprattutto mi sembra a destra stia giocando con una maggior frequenza e trovi anche qualche spazio maggiore. Siamo ormai alla metà del primo tempo, ai punti, Cagliero che meriterebbe anche la rete per lo sforzo prodotto, anche per il gioco che fino a qui è stato davvero anche gradevole da parte degli uomini di mister Cristian Soave. Comunque è tanto lunga ancora questa partita e c'è ancora tanto tempo per arrivare dalle parti del portiere del Campodarsego Salvatore Trezza. Intanto spinto da dietro Zerbato, per l'arbitro tutto buono, si va avanti con Sottovia che si gira ed apre per Petrilli che adesso sta giocando dall'altra parte sulla destra. Petrilli arriva verso il fondo, il cross, ma c'è Jacopo Rossi che libera l'area e poi lo aiuta a completare l'intervento Francesco Braga, ma la rimessa sarà a favore del Campodarsego. Conti, il numero 8 del Campodarsego, a cercare Buonaventura. Qui Baschirotto si è fatto forse ingolosire da Buonaventura, è andato a spingerlo. In quei casi di solito il difensore attende. Sì, aveva cercato l'anticipo, forse anche per se avesse conquistato palla lì, poi si era alzato molto, no? come difesa anche. Scusa, ti ho interrotto. Severnini verso Salata, il cross dentro, attenzione, Cherubin ci mette la gamba, palla sopra la traversa, ma sarà calcio d'angolo e lì Cherubin è stato intelligente comunque nel deviare il pallone, nell'arrivare prima dei giocatori del Campodarsego, perché forse poteva essere un cross pericoloso questo. Permettimi di dire che c'è sempre da patire un po' per il Cagliero quando si tratta di difendere sulle palle inattive, perché metà delle reti che ha subito in campionato sono giunte su palle inattive, l'ultima rete, quella dell'Adriese, è giunta su palle inattive, quindi bisogna stare un po' attenti su queste situazioni. Palla fuori, attenzione, numero 4 del Campodarsego, il tentativo di tiro che quasi si trasforma in un cross, poi Filiciotto nella morsa di due giocatori del Campodarsego, il fallo
fischiato dal signor Fantozzi. Bravo Filiciotto a farsi quasi tamponare dai due giocatori del Campo d'Arsego. Cherubin sul settore di destra, il numero 2 del Caldiero, Baschirotto all'indietro, va poi al rilancio, la palla che arriva, Lorenzo Zerbato, occhio a Zerbato, è in area di rigore il nostro numero 7 Zerbato che prova il cross, però per primo arriva il numero 5 Gentile, ma rimaniamo là e adesso ci sarà un calcio d'angolo per il Caldiero con Burato pronto ad andare sulla bandierina di destra, l'ex giocatore di Virtus e Vigasio, Marco Burato, un altro che comunque in Serie D ha già un curriculum importante perché ha vinto 2 campionati con Virtus ed Arzignano. Calcio d'angolo, siamo al minuto 24 del primo tempo, va Burato, palla troppo bassa, infatti Bonaventura senza difficoltà va a liberare, ma la palla rimane agli uomini di Soave, si gira Braga con calma, va da Cherubin che era rimasto ultimo uomo nella situazione di calcio d'angolo, Luca Viviani con l'esterno a cercare Filiciotto, c'è il fallo del numero 5 del Campo d'Arsego su Filiciotto, gamba tesa, e quindi fallo ovviamente automatico guadagnato da Filiciotto. Anche un calcio di punizione adesso da buona posizione per quelle che sono le qualità del Caldiero, Sandro. Sì, probabilmente sì, anche se siamo molto lontani dalla porta ancora di Trezza, verosimilmente ci sarà il solito schema, no? In questi casi ce ne sono un paio, cioè la palla sul secondo palo tesa nel tentativo, appunto, come dicevi prima, di Rossi, o di deviare verso la porta o di rimettere al centro, o eventualmente anche esce un giocatore dall'area, si fa incontro per cercare di sorprendere dalla parte opposta la retroguardia avversaria. Vedremo insomma come la vorranno sfruttare. Quando siamo al minuto 26 del primo tempo, Burato e Viviani sul pallone, Jacopo Rossi che prova a sganciarsi, però Viviani va sul primo palo, Zerbato, ed è calcio di rigore con l'attaccante che compie un intervento sciocco, sì, perché trattasi di Bonaventura. Sì, nel senso che adesso da qui chiaramente dal nostro punto di osservazione c'è l'intervento del difensore, Zerbato è chiaramente in anticipo, Bonaventura lo spinge, poteva non entrare in quel caso lì, mi è sembrato un po', sì, non da un giocatore tanto con l'esperienza di Bonaventura, può farlo un ragazzino che si fa ingolosire dalla palla, no? Sono i classici interventi degli attaccanti quando sono in area di rigore, che non sanno mai quando poi andare ad intervenire, spesso poi compiono degli errori, come in questo caso Bonaventura. E allora calcio di rigore per il Caldiero, situazione che può cambiare quando siamo al minuto 27 del primo tempo, con Lorenzo Zerbato contro Trezza, il capitano del Caldiero. Parte del gol, il gol di Lorenzo Zerbato, minuto 27, il Caldiero si porta in vantaggio, ed anche meritatamente per quello che era stato il livello di gioco prodotto fino a qui. Lorenzo Zerbato che ha anche una dedica, e secondo me una dedica per Nicola Andreis. Vediamo perché la dedica. Non abbiamo ovviamente una vista ai raggi X, era tanto lontano, può essere, penso, però può essere ovviamente una maglia poi per stare vicino ad un compagno di squadra come Nicola. E allora 1-0 per il Caldiero, calcio di rigore guadagnato e poi trasformato da Lorenzo Zerbato, che sale a quota 9 gol stagionali, e quindi anche per lui si avvicina la doppia cifra, che per un attaccante poi fa sempre tutta la differenza del mondo. Il Campo d'Arsego si ributta subito dall'altra parte, c'è Conti che va al cross, ci sarà un calcio d'angolo per il Campo d'Arsego. Cambia inevitabilmente la partita, Sandro, con il Campo d'Arsego che sarà anche costretto a scoprirsi ulteriormente per agguantare la partita. Devono cercare chiaramente di alzare il ritmo offensivo, di trovare più soluzioni offensive. Ripeto, sento anche qualche dirigente del Campo d'Arsego qui vicino un po' protestare nei confronti del direttore di gara. Mi è parso, ripeto, la posizione in cui eravamo noi, non abbiamo il conforto del replay, che però l'intervento fosse scordinato, quindi fosse calcio di rigore. Purtroppo
in una situazione in cui non vi era alcun pericolo per la porta del campo d'Arsego, in quel caso bisogna assolutamente temporeggiare, però adesso vedremo anche un po' com'è, no, la reazione di questa squadra, che chiaramente è un momento di difficoltà, e a maggior ragione ora queste difficoltà si acuiscono, quindi vedremo anche dal profilo caratteriale se questa squadra saprà recuperare prontamente. Ovviamente per il Cagliero speriamo di no. Mi sembra un po' presto vedere sinceramente il portiere sulla linea molto alti, un po' troppo eccessivo di metacampo, considerando che siamo appena alla mezz'ora o poco meno di questa partita. Non devono farsi prendere dalla frenesia di cercare di rimettere in sesto una partita già nel volgere di qualche minuto, anche perché si possono prestare al contropiede. Infatti il Cagliero ora ha questa buona opportunità di poter giocare una gara di rimessa, e solitamente la squadra di Soave, quando può giocare appunto di rimessa, fa sempre più male. E quando hai Lorenzo Zerbato e Daniele Proc soprattutto, che sono maestri nelle ripartenze, può essere davvero un fattore a tuo vantaggio. Trezza intanto da dietro, il portiere classe 2002, nato in provincia di Salerno, è vivaio del Padova questo ragazzo, Salvatore Trezza. Il rilancio lungo da parte di Averi, il giocatore albanese classe 2001 del Campo d'Arsego. Adesso rimessa laterale per il Campo d'Arsego. Si lamenta un po' Baschirotto, perché magari Cherubin avrebbe anche potuto agire in maniera diversa. Pensava che fosse rimessa penso che Cherubin pensava fosse rimessa per il Cagliero, l'ha lasciato andare fuori. Vabbè, può succedere, insomma, è stata mancanza di comunicazione, se vogliamo essere così fiscali, però insomma è una rimessa laterale. Attenzione a Bonaventura in aria, che può essere invece tanto pericoloso. Salata fuori per Gianmarco Conti contro Viviani e contro tutti. Gianmarco Conti, infatti il pallone lo portiamo via, e allora Zerbato può scatenarsi in contropiede. È stato meraviglioso Daniele Proc nel servire questo pallone, può puntare Zerbato. Severnini cerca secondo me ricamo di troppo, perché da lì avrebbe potuto anche calciare Lorenzo. Sono d'accordo, perché ha fatto spostare la difesa, bravissimi Feliciotto e Viviani a creargli l'opportunità, no, di andare in mezzo a calciare. Tanto è rimasto per terra Daniele Proc, anzi Lorenzo Boldini è rimasto nell'anticipo per terra, il numero 8, che adesso si rialza, ma arriva Salata al tiro. Attenzione, palla che esce dall'area di rigore con qualche brivido, perché stava arrivando Conti, ma Cherubin è stato molto bravo. Boldini speriamo non sia nulla di che, ma a giudicare dai minuti in cui è rimasto per terra, è rimasto per terra, magari qualcosa si è fatto. Intanto il giocatore del Campo d'Arsego magari non era d'accordo con una nostra valutazione, perché magari ci ha colpito. Non credo l'abbia fatto apposta, è stato bravo, ha calciato lontano la palla per permettere ai soccorsi, ai sanitari, certo, di andare a assistere Boldini. Devo dire molto bene Salata nel Campo d'Arsego, mi sembra il giocatore più in palla, quello che crea sempre le opportunità migliori, va sempre uno contro uno e salta spesso l'uomo. Intanto l'aiuto poi dei nostri tifosi da casa, che mi confermano che sulla maglia c'era scritto Forza Nico, siamo con te, e quindi ringraziamo anche per l'aggiornamento dei nostri tifosi da casa, in particolare Stefano Brusco. Quindi Forza Nico, siamo con te. Nicola Andreis, la dedica di Lorenzo Zerbato dopo il vantaggio siglato qui nella gara contro il Campo d'Arsego. Intanto c'è stato il pronto sostegno dei sanitari del Caldiero a Lorenzo Boldini, che zoppicante però è pronto a riprendere questa partita. Quando ci avviamo ormai oltre la mezz'ora di gioco, siamo al minuto 33, il punteggio è di 1-0 tra Caldiero e Campo d'Arsego. Il gol che fino a qui sta decidendo la partita è stato di Lorenzo Zerbato dagli 11 metri. Si riprende a giocare con il Campo d'Arsego da dietro. Averi, il numero 3 albanese, il classe 2001, che però manda male in avanti il pallone, non lo salva Gianmarco Conti, e allora ci sarà la rimessa per gli uomini di Soave. Cherubin per Lorenzo Boldini a cercare di nuovo Daniele Proc, stavolta però Daniele
Daniele Proc non alimenta l'azione, ma il Campodarsego sbaglia nell'uscita. Allora possiamo andare di nuovo con Viviani, stavolta un tentativo di assistenza verso Goldini, ma era anche salita la bandierina dell'assistente. Sono due gli assistenti del signor Fantozzi di Civitavecchia, sono Caldarola di Asti e Gianmarco Pellegrino di Torino. Allora calcio di punizione dalla zona difensiva per il Campodarsego, in avanti sul settore di destra Petrilli, il numero 10 che cerca di superare Braga, ce la fa, attenzione a Petrilli in area, ma chiude Filiciotto con molto attento in questo caso il nostro numero 11, poi spazza via la difesa del Caldiero quando siamo al minuto 34 del primo tempo. 1-0 come detto il punteggio. Annoni da dietro per Gentile dal basso, in possesso di palla per Severnini per Gentile. Adesso cerchiamo di pressare di più nella nostra metà campo. Averi sul settore di sinistra cerca di farsi largo, ma Burato è attentissimo e lo blocca un attimo prima che il calciatore albanese entrasse in area di rigore. Il Caldiero, non so se sei d'accordo Sandro, credo anche che debba anche un po' rifiatare in questa fase della partita, dopo una mezz'ora davvero a ritmi molto sostenuti. Forse anche un attimo rifiatare, un attimo mettersi meglio in difesa, evitare i pericoli, ma anche magari tenere un po' di più il pallone, perché spesso il Caldiero si è mosso con questi lanci lunghi, per carità, anche ben indirizzati, però tu hai speso e hai corso tanto. Sono d'accordissimo, perché è un momento in cui la gara va interpretata, no? Passati in vantaggio bisogna cercare di abbassare adesso i ritmi, perché tenerli alti favorisce chiaramente la formazione che deve in qualche modo recuperare, quindi che deve creare occasioni. Bisogna cercare di tenerla bassa. Anche qui fallo che non è giusto, il direttore di gara mi sembra stia arbitrando, al di là dell'episodio del rigore, che ripeto non ho avuto la buona sorte di rivederlo in replay, ma l'impressione è che fosse stato, ripeto, abbastanza solare il contatto tra Bonaventura e Zerbato. Anche qui Conti poteva attendere, la palla stava uscendo, non serviva affondare il tackle su Cherubin. Credo che sia comunque anche questo tentativo di palla lunga un po' uno schema, perché sia Gentile che Severnini, soprattutto Severnini molto bravo nella costruzione, come si vuol dire, dal basso, però magari tende molto, no, a giocare alto e quindi a essere preso di infilata da parte degli attaccanti del Caldiero. È un'impressione abbastanza così visiva anche. Tu sei favorevole, Sandro, alla costruzione dal basso, così sentiamo anche la tua di opinione. Io sono favorevole a giocare bene a calcio, quindi la costruzione dal basso. Serata veramente sta facendo una buona gara, sono favorevole a giocare bene a calcio, quindi se la costruzione dal basso permette di far bene, di giocare bene a calcio, perché no? È chiaro che devi avere anche dei giocatori che abbiano delle caratteristiche importanti per poter giocare bene e costruire bene dal basso. Mi piace come sta arbitrando il direttore di gara. Anche qui non c'era, secondo me, il fallo di Gentile, che è andato in anticipo. Insomma, visto che sogniamo sempre, no, gli errori, questa volta va anche sottolineato anche le bravure del direttore di gara. Intanto Daniele Proc a lottare, anche qui non fischia, perché corretto, se prende completamente il pallone poi non è mai fischio, ed è giusto così. Braga sul settore di sinistra, di giudizio, no? Perché spesso gli arbitri tendono qualche volta, invece la spinta è solare, quindi il fallo è anche automatico, e quindi calcio di punizione per il Caldiero. Coerenza anche nel metodo di giudizio, questo è fondamentale. Io ripeto, vedo molte partite anche nella massima serie, no? Spesso e volentieri si tende a cambiare partita in corso, no? Si fa correre molto all'inizio, poi si comincia a spezzettare molto il gioco, o invece è il contrario, si spezzetta molto all'inizio e poi probabilmente si fa correre quando si capisce che si sta arbitrando, insomma, una partita, la partita sale un po' di tono anche agonistico. Invece il metodo di giudizio deve essere sempre quello: quando sai che l'arbitro, insomma, fischia relativamente poco, capisci che protesti anche meno, insomma, quindi insomma ci stanno, l'arbitraggio, al contrario del nome che fa un po' sorridere, no? Per motivi anche extracalcistici, direi che sta facendo bene. Allora, calcio di punizione per il Caldiero. Luca Viviani addirittura tenta quasi un tiro,
forse la palla non è partita benissimo dal piede di Luca Viviani. Sicuramente era troppo profonda, però anche qui tanti ad attaccare il primo palo, nessuno è andato su quel secondo palo lì sguarnito, che dove fatalità la palla è arrivata, è passato tutti ed è arrivata lì. Era una buona opportunità, invece la palla era tesa, bella, poteva essere una ghiotta occasione. Per poi i saltatori dentro l'area si sono un po' tutti, come hai detto tu, schiacciati invece sul primo palo. Il numero 10 Petrilli, che si sta spostando ormai sistematicamente sul settore di destra, aveva iniziato la gara sulla sinistra Petrilli con Salata per dare magari maggiore forza da quella parte al campo d'Arsego. Forse hanno individuato da quella parte la corsia migliore per trovare spazi, Sandro? Sì, probabilmente sì, perché mi sembra che soprattutto Salata, vedi anche Petrilli qui va sempre in cerca di quella corsia. L'impressione sì, probabilmente perché si spingono di più, anche Annoni spinge di più probabilmente rispetto ad Averi, quindi favorisce la costruzione sulla corsia di destra. Però insomma bisogna stare attenti, perché direi che sotto il profilo caratteriale il campo d'Arsego c'è. Subito il gol, non ha sbandato, anzi ha pareggiato anche in settimana contro una buona squadra come il Charlins, ed era sotto fino a qualche minuto alla fine, quindi insomma caratterialmente è una squadra ancora presente, molto presente. Petrilli, attenzione al cross e c'è il gol, e questo è, e c'è il gol. Purtroppo una palla inattiva che fa male. Il gol del numero 5 Gentile, ha segnato Gentile, Tommaso Gentile, un classe 2000 gol del campo d'Arsego. 1-1 e paghiamo dazio, purtroppo ancora su palla inattiva, il tallone d'Achille della difesa del Caldiero. Palla inattiva, ottimamente battuta, bisogna anche dirlo, dal numero 10 Petrilli, però Gentile ha avuto tanto tempo per prendere posizione, per staccare praticamente indisturbato. Invece bisognava evitare a tutti i costi questo colpo di testa. Invece Gentile va a siglare il pareggio per il campo d'Arsego. Adesso situazione di 1-1 allo stadio Mario Berti, ed è un vero peccato perché siamo al minuto 41 e quindi ci stavamo avviando alla fine del primo tempo. Sarebbe stato tanto importante mantenere il vantaggio fino all'intervallo, ed invece Gentile di testa riapre questa partita. 1-1 tra Caldiero e Campodarsego. Non abbiamo il replay sotto mano, Sandro, però sicuramente qualcosa non ha funzionato. No, allora, permesso che bravo Gentile è andato a staccare molto bene e ha messa a fil di palo un gol del genere, però francamente con una punizione che arriva dalla tre quarti non si deve prendere mai, insomma. Un conto è una palla, sai, che arriva dal vertice basso, e quindi la vedi, la devi leggere la palla, ragion per cui insomma sicuramente la difesa ha peccato molto, ha peccato nel piazzamento, ha peccato nella lettura del tiro, del cross. Difesa ancora che su queste situazioni dimostra di avere una lacuna evidente, perché ripeto, oltre la metà a questo punto dei gol presi dal Caldiero in campionato, se non sbaglio, è arrivato da palla inattiva. L'ultimo gol era stato su punizione dell'Adriese, e questo fa il paio, insomma, in qualche modo. Il nuovo rilancio lungo da parte di Sottovia, però chiudiamo bene. Come si può lavorare su questo fondamentale, Sandro? Forse è questa la domanda anche da farsi. Come si può anche migliorare ovviamente questa situazione? Lavorando in settimana sull'attenzione su queste palle, perché devi lavorare sull'attenzione, devi stare sempre sul pezzo. Comunque capita anche nei campionati più prestigiosi. Guardavo una statistica, la Virtus Entella ne ha presi, è vero che è in questo momento purtroppo il fanalino di coda della cadetteria, ne ha presi più della metà di reti su palle inattive, e le palle inattive sono fondamentali nel calcio. Tanto Severnini si rialza e ha qualcosa da dire a Zerbato. Francamente non capiamo perché Severnini se la sia presa, perché Zerbato l'aveva saltato commettendo fallo, poi l'arbitro ha fischiato subito. Severnini classe 90, ha giocato a Mestre, ha giocato a San Martino di Lupari, anche lui esperto per la categoria. Conoscono da sempre, quindi ricordo che Severnini
non più tardi del mese scorso è venuto qui a giocare con la Luparense, ha salutato mezza squadra del Caldiero, quindi è un giocatore che con questa categoria la conosce a memoria. Gli avversari, alcuni sono stati anche compagni di squadra, quindi è un momento, è lo scazzo, come si suol dire, chiedo scusa il termine, magari non propriamente elegante del momento, insomma, che si apre e si chiude lì. Sì, è stato bravo l'arbitro, insomma, a farli un attimino ragionare e capire che insomma non serviva a nulla. Buonaventura, l'imbucata stavolta è ottima per Salata, Braga non lo tiene, c'è Salata in area di rigore e poi lo fermiamo, arriva un nuovo tiro, c'è il gol, bravissimo comunque pazzesco Salata, ma il gol è del numero 2, Annoni. Allora Federico Annoni, che ha seguito l'azione dopo il primo tiro ribattuta di Salata, una deviazione che ha praticamente impedito ad Aldegheri di poter intervenire. È pazzesco perché nel finale di primo tempo, in pochissimi minuti, viene ribaltato completamente il punteggio e al 45esimo siamo 1-2. Il Campodarsego rimonta il vantaggio del Caldiero, mezz'ora anche di dominio da parte del Caldiero, poi nell'ultimo quarto d'ora ci siamo abbassati troppo e sono arrivati 2 gol, questo con Salata che è stato forse il migliore dei suoi in questo primo tempo, la discesa libera di Salata ribattuto, ma poi Annoni tanto anche fortunato perché la palla deviata si è arrampicata, ha colpito il palo e si è poi arrestata in rete. 1-2 ed è un vero peccato per quanto abbiamo visto. Però anche lì questo inserimento sulla corsia di sinistra con il giocatore che è andato al dai e vai, no? Difesa un po' impreparata, poi magari con un pizzico di buona sorte sicuramente, però il Campodarsego ci sta credendo di più, mette più cattiveria, mette più intensità in questo momento in campo, in quest'ultimo quarto d'ora, e non a caso insomma ha realizzato 2 gol anche se con 2 difensori. Questa è una curiosità, perché col difensore centrale e con l'esterno destro alto e basso, quindi nonostante insomma sia una pattuglia davanti importante, ha realizzato 2 gol con i 2 difensori. Però avevo già avvertito, no, Alessio, di questa pericolosità su quella corsia di là, perché Salata riesce ad andare spesso nell'1 contro 1 e riesce a fare molto bene. Lo abbiamo visto, è arrivato il gol del 2-1 del Campodarsego, a segno 2 difensori, Gentile ed Annoni, e Federico Annoni. E allora partita completamente ribaltata, negli spogliatoi magari Soave darà qualche indicazione in più alla propria squadra in vista del secondo tempo, un secondo tempo in cui il Caldiero però avrà sicuramente tutto lo spazio possibile per ribaltare. Mi verrebbe da dire basterebbe quasi giocare in questo modo, con questa grinta e con questa intensità, per comunque avere la possibilità almeno di pareggiarlo questo incontro. Siamo ormai all'interno del recupero di questo primo tempo, anzi siamo già al minuto 46, quindi primo tempo che si sta per esaurire qui allo stadio Mario Berti, punteggio di 2-1 a favore del Campodarsego, che ha ribaltato la situazione negli ultimi 5 minuti di questo primo tempo. Prima il pareggio dell'uomo che ha appena toccato il pallone, Gentile, e poi il gol del vantaggio degli ospiti con Annoni per l'1-2 che in questo momento ci sta accompagnando verso gli spogliatoi. Ormai siamo alla fine del primo tempo. Jacopo Rossi, vediamo se c'è spazio anche per un'ultima azione, però il Campodarsego ferma subito il possesso palla degli uomini di Soave. Annoni si guadagna una rimessa e dovrebbe finire qui il primo tempo, ed eccolo il duplice fischio di Fantozzi. Tanto rammarico soprattutto per come sono arrivati i 2 gol, entrambi evitabili. Caldiero in vantaggio con Zerbato, calcio di rigore alla mezz'ora, e poi negli ultimi 5 minuti del primo tempo l'1-2 Padovano con il gol prima di Gentile e poi quello di Annoni. 1-2 il parziale di metà gara. Sandro, se vuoi un commento, una chiusa di questa prima frazione. Una buonissima prima mezz'ora del Caldiero, che è passato, seppur su calcio di rigore, meritatamente in vantaggio. Poi si è un po' forse staccata la spina, no? Sembrava aver disinnescato il Campodarsego il Caldiero, e ha lasciato anche da un punto di vista proprio caratteriale
crescere il Campodarsego, che ha trovato il pareggio sull'ennesimo palla inattiva, un bel colpo di testa peraltro di Gentile, e poi un po' in modo rocambolesco, ma comunque a mio modo di vedere anche meritato sotto il profilo proprio della determinazione, della cattiveria, della volontà di andare a far male. Quindi è un risultato che il Cagliero chiaramente può rimettere a posto, perché la partita è assolutamente aperta a qualsiasi tipo di risultato. È una bella gara e avevo visto questo Campodarsego anche nel momento di difficoltà essere squadra comunque solida, e lo ha dimostrato questo quarto d'ora finale, quindi c'è tutto il tempo per il Cagliero comunque per rimediare. Ci fermiamo allora per il parziale di metà gara, 1-2 per il Campodarsego. Ci fermiamo, intervallo, e poi di nuovo qui per il racconto del secondo tempo. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Zenit Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. Poi il professore!
Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. È cominciato il secondo tempo di Caldiero Campodarsego, ben ritrovati da Alessio Faccincani. Siamo sul profilo YouTube di Avelia, ma anche sulla pagina Facebook del Caldiero per raccontarvi il secondo tempo di questa partita. Purtroppo nel primo il Campodarsego è riuscito a rimontare 2-1 il parziale a favore dei Patavini, con la squadra di Mister Soave che era passata in vantaggio con la rete di Lorenzo Zerbato. Molto bella anche la dedica per Nicola Andreis, con una maglia dedicata al compagno. Forza Nico, siamo tutti con te. Stamattina la brutta notizia della scomparsa della mamma del nostro difensore. Poi però, dopo la rete di Zerbato su calcio di rigore, la rimonta del Campodarsego con le reti di Gentile e di Annoni, che hanno scritto questo 1-2 qui allo stadio Mario Berti. Partita che è ripresa e coinvolgo anche Sandro Benedetti, mi sembra senza cambi. Nessuna sostituzione, no, guardavo proprio questo, Alessio, nessun cambio né per Ballarì né per Soave, quindi gli stessi effettivi alla ripresa delle ostilità. La maniera migliore per affrontare questo secondo tempo, adesso bisogna anche recuperare lo svantaggio, forse non bisogna essere frenetici. Attenzione intanto però alla palla verso Conti, che sfugge via, il numero 8 cerca Salata che scivola per fortuna del Caldiero, ma c'era anche fuorigioco, e allora si va avanti perché la palla comunque è stata recuperata dal Caldiero. Anche in queste piccole cose l'arbitro ci sta piacendo. Intanto attenzione però a Petrilli, il numero 11, palla fuori per Conti che vince un contrasto, può essere pericoloso lì al limite, va Petrilli al tiro, palla che finisce alta, e quindi primo tentativo del secondo tempo per il Campodarsego. Provo a riproporti la domanda, Sandro, la maniera ideale per affrontarlo questo secondo tempo. Bisognerebbe cercare di giocare come la mezz'ora del primo, dove veramente il Caldiero mi è apparso in palla, molto in palla, ficcanti nelle manovre, incisivi, e quindi bisognerebbe cercare di giocare quella mezz'ora iniziale, magari sotto il profilo prolifico un po' meglio, nel senso che alla fine quella mezz'ora ha prodotto soltanto un gol su calcio di rigore, quindi nonostante alcune ottime opportunità, però ecco, un tempo è tanto, quindi non bisogna mai prestare il fianco magari alla possibilità, e ne ha il Campodarsego, per poter subire un'altra rete, perché a quel punto sarebbe davvero un'impresa impossibile. Quindi è giusto alzare i ritmi, però con raziocinio. Intanto Baschirotto contro Sottovia, finisce per terra l'attaccante, poi il Campodarsego recupera e si distende sul settore di destra, palla per Federico Annoni, l'uomo che sta decidendo questa partita, il numero 2 del Campodarsego, a cercare all'interno Sottovia, lo scambio con Salata, adesso manovra bene il Campodarsego, c'è Petrilli al limite dell'area, prova
a sterzare, ad accentrarsi e viene fermato in maniera fallosa da Burato. Qui abbiamo visto la qualità di Petrilli, di Nicola Petrilli, classe 87, che ha giocato in Serie B anche per 2 stagioni con la maglia del Crotone. Abbiamo visto anche il perché con questo bel movimento sulla tre quarti. Il fallo è netto dal mio punto di vista, e quindi calcio di punizione molto pericoloso per il Campo d'Arsego, anche perché la batteria di tiratori non è affatto male, quella della squadra di Mister Ballarin. E allora in apertura di questo secondo tempo questa brutta situazione. Sì, perché ripeto, è una palla difficile, perché è una palla intanto proprio in mezzo all'area, quindi può calciare sia un sinistro che un destro. Non è facile per un portiere capire dove può essere indirizzato il pallone, perché può girare la barriera, può calciare forte sul palo difeso dall'Aldegheri, quindi è una situazione potenzialmente molto pericolosa per il Caldiero. Petrilli e Callegaro, uno dei due andrà alla battuta. Il Caldiero che intanto ha posizionato anche il coccodrillo dietro la barriera per evitare magari un tiro basso. Va Petrilli, che però va direttamente sulla barriera. Bene così, perché poteva essere situazione pericolosa. Solitamente il portiere da quella distanza, se l'attaccante, se colui che tira riesce a superare la barriera, poi sono dolori, e quindi meglio così, che la barriera abbia interrotto subito sul nascere il tentativo di Petrilli. Adesso si corre con Zerbato. Severnini da dietro non usa di sicuro il Galateo per fermarlo, ma c'è un calcio di punizione allora per il Caldiero. Fallo di gioco, sì, è andato, diciamo, scordinato e ha toccato il giocatore. Comunque un fallo di gioco, nessuna cattiveria. Questo è un fallo di Petrilli, evidente, che va a trattenere per la maglia Filiciotto. Andiamo adesso sul settore di destra con Cherubin, subito dentro Cherubin, va Boldini col tentativo aereo, forse non ha impattato bene il pallone Cherubin. Non l'ha proprio presa, però un bel traversone, bello inserimento di Boldini, poteva non l'ha presa, però nonostante non abbia preso la palla ha creato qualche difficoltà alla difesa del Campo d'Arsego, quindi la dimostrazione che poi sono palloni sporchi dove può succedere un po' di tutto. Intanto deve accelerare di più, però il Caldiero deve alzare un po' più il ritmo di gara. Tanto Gentile fa buona guardia, Proc ci ha provato, però forse in quel tipo di situazioni non può fare molto di più. Daniele Proc davanti aveva un Marcantonio di 1,90 fa la differenza e quindi Gentile ha avuto sicuramente la meglio. Tanto il Caldiero che sta facendo scaldare alcuni dei propri interpreti, mi vengono in mente Peli e Manarin, comunque di soluzioni ce ne sono per ribaltare anche questa partita. Abbiamo parlato della profondità del Campo d'Arsego, degli interpreti del Campo d'Arsego a lungo, ma anche il Caldiero in panchina ha tanti uomini che possono cambiare il volto di questa gara. Intanto Severnini spazza l'area di rigore grazie ad Annoni, però la palla è ancora buona per Burato. Sul settore di sinistra Luca Viviani va al cross verso il secondo palo, Proc con tanta voglia tiene, poi Zerbato e Gentile si allacciano un po', ma giustamente l'arbitro lascia correre, non c'era assolutamente niente. Va a riprendere Gentile, probabilmente, che ha protestato in maniera abbastanza plateale, urlando e alzando il braccio. Per quello che è stato il metro di giudizio, gli è difficile anche criticare l'arbitro per questa scelta, perché il metro è sempre stato quello dall'inizio e quindi questi mezzi contatti di gioco non vengono sanzionati, l'abbiamo capito. No, lui ha questo tipo di interpretazione, quindi sembra, insomma, è il suo modo di arbitrare, per carità, ognuno ha un proprio modo. Attenzione ad Annoni con Zerbato, stavolta tocca invece la caviglia del numero 6 Severnini. Zerbato che si lamenta un po', però nemmeno più di tanto. Poi Severnini forse esagera un po' nel un pestone, probabilmente, ecco, mi viene da dire mi è sembrato un tocco abbastanza irrilevante sotto il profilo, insomma, della pericolosità, ma probabilmente è stato un pestone, l'ha preso sulla caviglia, non credo che ci sia stata nulla di che, infatti infatti in piedi, dai. È già in piedi il ragazzo Severnini, come detto difensore di grande esperienza, difensore navigato per la Serie D. Siamo
al minuto 9 del secondo tempo tra Caldiero e Campodarsego. Va Baschirotto al rilancio, palla che viene deviata dai difensori del Campodarsego, ma è ancora buona per il Caldiero. Può correre Luca Viviani che con l'esterno cerca Zerbato, e i due sappiamo che si conoscono molto bene. Zerbato verso Braga, il pallone è un filo lungo, poi fermo Braga, Annoni dà una leggera spinta, ma ovviamente senza fallo laterale. Forse ha toccato per ultimo un giocatore del Campodarsego. Allora comunque rimaniamo in zona offensiva quando siamo al 10° minuto di questo secondo tempo. Anzi, la rimessa è comunque per il Campodarsego. Viviani si lamenta un po' con l'arbitro. Io sinceramente eviterei di spendere energie contro l'arbitro in questo momento e penserei a riaprire questa partita con intanto il servizio dentro l'area da parte di Viviani. Non c'era però nessuno, allora nessun problema per Trezza. Vai a spendere probabilmente così energie nervose che invece possono servirti nel prosieguo della partita. L'avversario non è l'arbitro, sono i giocatori con la maglia di un altro colore, quindi direi che il commento è assolutamente pertinente, Alessio. Buonaventura lotta e la palla rimane al Campodarsego. Salata che dimostra un'ottima padronanza anche del proprio corpo in questa situazione. Filiciotto fa altrettanto, mantiene il pallone, tutto buono, e allora lancio lungo per Proc che deve rincorrere la palla ma la mantiene in gioco. Poi lì vicino arriva Viviani, ma il servizio è un filo corto, infatti è arrivato per primo un giocatore del Campodarsego. Aveva fatto tutto molto bene il Caldiero, poi Proc ha sbagliato questo passaggio. Poteva sicuramente fare meglio qui Daniele Proc in questa situazione, infatti si è lamentato Luca Viviani. Adesso però ancora Burato che cambia il fronte di gioco, si va da Viviani che ha spazio, allora può incidere Luca, va a cercare il pallone morbido dentro l'area per Lorenzo Zerbato, ma Gentile non si fa scavalcare. Annoni, adesso palla al piede il Campodarsego da dietro. Buonaventura ancora per Annoni. Salata, c'è comunque della qualità tecnica nel giro palle del Campodarsego, che come abbiamo detto magari si è costruita strada facendo, ma che comunque ha tanti interpreti davvero di ottimo livello per quella che è la categoria. Braga sulla sinistra, Viviani che adesso cerca di prendere per mano i compagni. Boldini ha cercato un colpo di tacco che ha messo fuori gioco invece Burato, e allora riparte. Occhio al Campodarsego, ma Baschirotto su queste cose sbaglia davvero molto poco, perché nell'1 contro 1 si esalta Francesco. Sì, Baschirotto è insomma in crescita esponenziale davvero. Direi che sta ancora una volta giocando una buona gara. Peccato però certa scelta frenetica, no? Anche qui tentativo di Braga subito di dare la palla sul versante opposto, si poteva ricostruire l'azione da sinistra. Bisogna cercare almeno per il Caldiero di essere meno frenetico su certe opportunità. Anche prima, no? Il colpo di tacco non serviva, bisogna giocare semplice, quando si è sotto si deve cercare di recuperare. Ti chiedo se serva magari un uomo in più lì davanti anche per occupare diversamente l'area di rigore. Cristian Soave credo abbia in testa la scelta di Manarin. Le soluzioni sono appunto due: o peli e quindi dai più forza fisica, in qualche modo vai a occupare di più l'area appunto di rigore, oppure Manarin che invece è un giocatore dotato di maggior fantasia, magari della giocata, anche qui vedi giusto il fallo, dotato di maggior fantasia, della giocata magari più estemporanea, ma sicuramente ha le qualità per far male a difese schierate, quindi credo che la scelta vada su Manarin. Tanto c'è il cambio, l'aveva chiamato. I giocatori del Caldiero avevano provato ad anticipare i tempi di questo calcio di punizione, però deve adesso esserci il cambio il numero 8 Boldini, quando siamo al minuto 13 del secondo tempo. Esce Boldini, entra Manarin, entra la qualità di Luca Manarin sul terreno di gioco, che va sempre ad occupare la posizione di Boldini, quindi dietro le due punte, in versione trequartista Luca Manarin, e magari lì in mezzo tra le linee può anche dare fastidio
Luca Manarin. Calcio di punizione dalla tre quarti di sinistra con Luca Viviani, quando siamo, come detto, al minuto 13 del secondo tempo. Luca Viviani che ha il piede per questa battuta tagliata dentro l'area. Bisogna sicuramente andare in tanti verso l'area piccola. Viviani invece cerca il secondo palo, la palla gira, ma gira male. Tanto vento anche. Gira direttamente sul fondo, il vento che è stato un fattore in questa giocata di Viviani. Decisamente spinge proprio verso quella direzione, ha proprio allungato la palla. Si è visto chiaramente quando è partita che ha preso più velocità il pallone, quindi scelta non semplicissima di giocare questa palla tagliata sul secondo palo. Tanto siamo contenti anche, c'è un cambio anche nelle file del campo d'Arseno nel frattempo, di rivedere, credo, sul campo del Caldiero Luca Manarin, che poi era uscito qualche settimana fa per un brutto fallo contro la Manzanese. Il numero 7 tanto cambio in casa a Campodarsego, esce con il numero 7 Salata, entra con il numero 15 e entra con il numero 15 Tardivo, classe 2000. Quando siamo al quarto d'ora del secondo tempo esce Salata, che è stato uno dei migliori dal mio punto di vista del Campodarsego, ed entra Tardivo che è un classe 2000, trequartista, ex primavera del Parma, questo ragazzo Mattia Tardivo. Sicuramente, se vuoi un commento sulle due scelte tattiche perlomeno, quella del Caldiero è abbastanza evidente, si dà ancora maggior peso alla fase offensiva, perché è vero che Boldini giocava dietro le linee, però Boldini è un centrocampista a tutto tondo, insomma, un centrocampista anche, può fare anche l'incontrista. Manarin è meno incontrista, è sicuramente più il classico fantasista, il classico trequartista, e quindi insomma spinge di più, no, sull'acceleratore soave, cercando appunto di dare più forza al proprio attacco. Mi sembra, per la posizione invece che ha preso Tardivo, che è cambiato un po' l'atteggiamento invece del Campodarsego. Almeno Salata si spingeva più sul è il classico esterno, no? Tardivo mi sembra vada a occupare una zona quasi centrale del campo, quindi in qualche modo fa più densità, come dicono quelli bravi in mezzo al campo in questo momento Ballarin, cercando di togliere proprio al Caldiero le fonti del gioco. Come ha detto Mattia Tardivo, ex primavera del Parma. Burato all'indietro da Jacopo Rossi, sale Cherubin, c'è anche Filiciotto che si ferma e serve proprio Cherubin. Chiude però bene Averi, ma la palla è ancora del Caldiero, perché Averi è intervenuto quando il pallone era già uscito, e allora ci sarà una rimessa per la squadra di Mister Soave. Sul settore di destra Luca Manarin tocca forse il suo primo pallone della partita, tutto buono per Manarin, che apre bene il gioco verso Filiciotto, ma chiuso bene anche Averi. C'è una nuova rimessa laterale, qui pallone di Manarin anche ben indirizzato verso Filiciotto, però ha letto bene la situazione Averi. Palla ancora per Luca Manarin, serve anche qualche guizzo di Manarin, e qui ne trova uno e si guadagna un calcio di punizione vicinissimo al vertice di destra dell'area di rigore. Guizzo di Manarin, Averi lo ha steso. Manarin, mi permetto di dire ancora una volta, qui il difensore poco attento, perché lo ha strattonato per la maglia, poteva accompagnarlo, però insomma probabilmente Manarin gli aveva preso il tempo, ha preferito aggrapparsi alla maglia del giocatore del Caldiero. È una posizione molto interessante, l'area non era lontana, quindi ha rischiato anche un po' il difensore del Campodarsego. Il Caldiero deve sfruttare meglio questa opportunità, che anche perché abbiamo detto sulle palle native paghiamo dazio di solito con gli altri. Sarebbe bello anche invece trovare ogni tanto anche gioia da queste situazioni. Sono ripetitivo, te l'avevo forse già detto, ma leggevo che il 70% dei gol del mondiale scorso sono venuti su palle native. Va Viviani verso il secondo palo, Zerbato che termina per terra. Qualche dubbio forse per la dinamica, situazione magari da rivedere con Severnini, perché ormai lo ha preso in consegna. Sì, Severnini Zerbato probabilmente avrà visto male, ma era nella posizione migliore per vedere, perché aveva proprio di fronte il contatto, quindi ha valutato probabilmente che se contatto c'è stato non è stato così importante per decretare un calcio di rigore, quindi probabilmente.
Pallone per il numero 8 del Campodarsego, Conti, che è sfortunato forse in questo caso. La palla è per il Caldiero. Averi con il gambone non controlla, ci sarà una nuova rimessa laterale. Guadagniamo qualche metro quando siamo ormai al 20° del secondo tempo. Manarin per Cherubin trova tra le linee Filiciotto, allarga per Proc dentro l'area, tanti uomini, c'è anche Manarin, che meraviglia per Filiciotto, ma è lungo il cross poi di Filiciotto. Abbiamo lavorato bene il pallone, poi abbiamo sbagliato il cross. Nuovo molto pallone bene dentro di Braga, ben tagliato verso l'area piccola, in anticipo Severnini su Daniele Proc. Sicuramente meglio il secondo cross di Braga. Hai cambiato il fronte d'attacco e è il modo migliore per mettere in difficoltà delle retroguardie in questo momento chiuse come quelle del Campodarsego, quindi devi cercare di far muovere la palla e far muovere la difesa, e ci è riuscito molto bene il Caldiero in questo frangente. Siamo alla metà del secondo tempo, sempre punteggio di 1-2 per il Campodarsego, ma calcio d'angolo, Petrilli spazza via, sarà rimessa per il Caldiero. La palla ritorna dal tetto praticamente a Burato, ma va bene anche così. Burato, arriva il cross dentro con l'uscita di Trezza, palla ancora buona per il Caldiero. Filiciotto, vediamo se calcia, un po' timido Filiciotto in questo caso, ha aspettato un tempo di gioco e ha permesso al Campodarsego di uscire. Abbiamo rimesso secondo me la faccia giusta negli ultimi minuti. Manarini in area di rigore verso Zerbato che calcia ma fuori. E adesso bene però il Caldiero, adesso sta alzando il ritmo, sta alzando i toni, va dentro l'area con maggior frequenza, direi bene. Adesso è il momento di massimo sforzo probabilmente per la squadra di casa per cercare di giungere al pareggio, quindi lo sapredo anche Ballarin, perché vedo che sta praticamente facendo scaldare l'intera panchina. Cercherà magari una mossa difensiva in più, e anche per spezzare un po' il ritmo della gara, perché in questo momento la formazione di casa ha preso un po' il sopravvento sotto il profilo Severnini del dinamismo. Sbaglia il rilancio, allora ritorniamo ad attaccare tra le linee Manarin. Forse anche l'ingresso di Manarin lì in mezzo, un po' di imprevedibilità in più te l'ha assolutamente dato. Sì, devono un po' assestare meglio magari proprio questa fase, no? Manarin gioca fra le due punte, crea qualche grattacapo adesso alla difesa, infatti qui è stato bravo Callegaro proprio, cosa che deve fare probabilmente più spesso, cercare, no, di prenderlo in consegna, però Manarin ha dato qualcosa in più sicuramente. Siamo alla metà del secondo tempo, 1-2 il punteggio. Braga allontana il pallone, Manarin di testa anticipa il Campodarsego, poi Gentile protegge però la sfera insieme ad Averi. Il rilancio di Trezza lungo verso il settore di destra, Petrilli anticipato, la palla, attenzione, scavalca Annoni, allora Zerbato la può tenere, vediamo se Zerbato parte, c'è anche Annoni, va in battaglia personale, si allacciano, ma c'è il fallo di Zerbato, giustamente ha provato la battaglia personale, sì, però avrebbe dovuto appoggiarsi dietro. Aveva Viviani dietro, certe volte magari va un po' troppo in battaglia personale, appunto dovrebbe cercare di far giocare anche la palla. C'è un nuovo cambio intanto nelle fila del Campodarsego quando siamo al minuto 22 del secondo tempo. Fuori il numero 10 del Campodarsego, Petrilli esce con il numero 10 Petrilli, entra con il 19 con il numero 19 Trovade. Con il numero 19 Trovade. E quindi dentro un altro giocatore di qualità, Giordano Trovade, classe 98, centrocampista Giordano Trovade. Allora, siamo ancora sul 2-1 per il Campodarsego, è stato adesso un cambio è stato anche 2 stagioni nella primavera del Bologna, con allenatore anche una leggenda del calcio veronese come Leo Colucci, capitano di lungo corso del Verona. Giordano Trovade, altro uomo di qualità in casa Campodarsego al posto di Petrilli, quindi primo cambio anche di mister Ballarin. Braga fa ripartire l'azione del Caldiero, legge bene la difesa del Campodarsego, però la rimessa sarà del Caldiero con Zerbato. Manarin tra le linee, è stato positivo il suo inserimento, intanto palla lunga, Zerbato non riesce a controllare il pallone, Severnini rilancia lungo verso la testa di Bonaventura, c'è il fallo di Baschirotto che non ha
atteso probabilmente, è andato al contrasto aereo, mettendo anche forse un gomito sulla schiena di Bonaventura. Allora si riprenderà con un calcio di punizione per il Campodarsego quando siamo al 25esimo del secondo tempo, ancora 20 minuti da giocare, situazione che purtroppo premia il Campodarsego. 1-2 il punteggio, 1-2 il punteggio, sono determinanti fino a qui gli ultimi 5 minuti, intanto Cherubin si prende un gran rischio ma fa anche una bellissima cosa, perché in quelle situazioni è un attimo poi scivolare sul giocatore in corsa. Trovade, palla al piede, il classe 98 ex Primavera del Bologna. Trovade sulla fascia, cerca spazio, la palla che passa, Bonaventura controlla, però era in fuorigioco anche il numero 9 Bonaventura. Esce Petrilli, Sandro che ha giocato in Serie B con il Crotone, entra Trovade che è stato alle dipendenze di Leo Colucci nella Primavera del Bologna. Non manca la qualità a questa squadra. No, direi come ti ripeto, una mare costruita nel tempo, però una squadra che ha sicuramente ottimi elementi, è una squadra che a mio modo di vedere che insomma occupa stranamente uno degli ultimi posti della graduatoria, perché i nomi sono importanti e mi è parso, anche se dovessi giudicare da questa gara, insomma una squadra che in questo momento, anche sotto il profilo, ripeto, caratteriale, della voglia, della determinazione, mi sembra una squadra molto viva. Io ho visto per esempio recentemente quella che è ultima in classifica, ossia il Chions, e non mi pare possa reggere il confronto con questo Campodarsego, però sai, il calcio è particolare, può anche riservare molte sorprese. È una gara comunque ancora aperta, perché il Cagliari sta un po' rifiatando, ma sicuramente nei prossimi minuti è pronto a giocarsi anche la carta Federico Peli, altro attaccante. Non sappiamo se è al posto di una punta o se magari vorrà rischiare il tutto per tutto, perché magari a un quarto d'ora dalla fine potresti, chissà, che tentare un attacco ancora più profondo, magari un Cagliari ancora più a trazione anteriore. Sandro, tu lo faresti? Francamente è importante anche tenere quelli che sono. Adesso guarda, ci dirà vediamo lui, subito ci dirà lui. La scelta del mister. Fuori invece il numero 10 del Caldiero. Cambio nelle file del Caldiero, esce quel numero 10 Viviani, entra quel numero 19 Federico Peli, e quindi per il momento è andato fuori un centrocampista per un attaccante, ma vediamo se va a riequilibrare subito la situazione Soave, perché dovrebbero essere due i cambi. Magari un po' di difficoltà adesso da parte dell'assistente nel leggere il foglietto, ma adesso si alza la lavagnetta, fuori il numero 2 Cherubin, 13 Bernardinello, ed entra Bernardinello, e quindi Soave prova a mettere un Caldiero in campo a trazione anteriore per questo finale di partita, per prendersi questo pareggio che sarebbe ampiamente meritato per quello che abbiamo visto sul terreno di gioco. E allora Bernardinello dentro un classe 2001 e fuori il numero 2 Cherubin classe 99. C'è un cambio anche nel Campodarsego, che non ho visto, però non l'ho visto. Qui è sfuggito perché la lavagnetta probabilmente è stata molto veloce. Fuori Sottovia e dentro il numero 18 del Campodarsego, Davide da Pollonia. Sottovia è stato il numero 18 da Pollonia. Quindi altro cambio offensivo. Intanto Bonaventura in area di rigore, palla che passa e Peli deve subito rincorrere. Come detto, sarà un Caldiero a trazione anteriore con probabilmente un centravanti puro come Peli e Manarin, Zerbato e Proc a girare attorno all'attaccante bresciano. 4-2-3-1 per questo finale di partita, con Zerbato però per il momento a fare la punta e Peli a giocare sull'esterno, mentre in casa Campodarsego è uscito Dario Sottovia ed è entrato Davide da Pollonia. Cambio offensivo, non è cambiato nulla invece a livello di schieramento in casa Campodarsego. Peli subito a puntare a Noni, è fresco Peli, va verso l'area, va a calciare, palla sull'esterno della rete, ma Federico Peli, signori, si presenta così allo stadio Mario Berti al minuto 28 del secondo tempo. Punta a Noni, lo salta, scarica un ottimo destro dal limite, palla sull'esterno della rete, mancata solo la precisione, ma Peli c'è.
No, Pilicè, come suol dire, è stato molto bravo. C'è una munizione penso per Severnini, perdita di tempo. Sì, no, Anche perché tutta la partita che Severnini ha cominciato a, magari dall'inizio, ad essere particolarmente un po' fastidiosa ai danni dell'arbitro, richiamato più volte, e quindi c'è il giallo per Severnini, difensore del Campodarsego. Bernardinello appena entrato, subito un cliente scomodo come Bonaventura, si guadagna la rimessa. Conti interviene su Burato. Adesso andiamo a ridisegnare anche il Caldiero, perché Manarin centrale, comunque dietro le punte, con Proc largo sul settore di destra, Peli largo sulla sinistra, e con Zerbato invece nella posizione di punta centrale. In mezzo al campo sono rimasti in due, che sono Burato e Filiciotto. C'è intanto un altro cambio nel Campodarsego. Sta per entrare il numero 20 Franklin cambio del Akmadou. Campodarsego, esce col numero 9 Bonaventura, esce il 9 il numero Bonaventura 20 Akmadou. E quindi dentro Akmadou per questo finale di partita, giocatore nigeriano. Akmadou, magari anche giusto sottolineare che questo ragazzo era in campo il 18 maggio nel 2017 a Cesena, quando il Verona, il Manuzzi di Cesena, conquistò la promozione in Serie A. Quindi anche questo piccolo aneddoto che ci lega anche all'Hellas. Quindi altro giocatore anche ad Akmadou, giustamente, e anche ad Akmadou in campo per questo finale di partita. Direi che è un classico 4-3-3 quello del Caldiero in questo momento. 4-3 molto offensivo, chiaramente, anche un Peli alto ovviamente a dare una mano. Si è presentato bene. Adesso intanto qui Gentile allarga troppo il braccio, sinceramente anche in maniera ingenua, perché il pallone era passato e Proc non avrebbe più potuto prenderlo. Diciamo e speriamo allora di sfruttare questa situazione. Di mestiere si stanno spiegando i due. Devo dire anche una gara sotto il profilo disciplinare molto corretta, al di là adesso del giallo Severnini per parità di tempo. Peraltro ci sono stati contrasti di gioco, falli di gioco normali, il calcio è uno sport di contatto, però devo dire che sotto il profilo anche disciplinare del comportamento dei 22 in campo sempre molto, molto corretta. Qui c'è stato, diciamo, ha cercato di allargare un po' il braccio per non far partire Proc, l'arbitro, anzi l'assistente in questo caso, ha visto e ha decretato la punizione, che a mio modo di vedere c'era. Calcio di punizione per il Caldiero, va Burato dentro l'area, tocca Rossi, forse con il braccio il giocatore del Campodarsego, e io sinceramente un braccio largo l'ho anche visto, l'arbitro in campo non ti so dire, non ha visto nulla, era forse molto vicino Fantozzi. In Serie D ovviamente il VAR non c'è, in questo caso non è facile per un direttore di gara, non credo neanche decisione da prendere in una frazione di secondo. Ci sarà intanto un nuovo corner fai fatica. Per il Campodarsego. Tu hai la possibilità abbiamo un piccolo replay che ci mette a disposizione Avelia. E il braccio sì è largo, però anche da qui veramente è faticoso capire. Intanto calcio d'angolo già battuto da parte del Caldiero. Ringraziamo ovviamente anche per il replay Avelia, anche se qualche dubbio ci rimane. Intanto c'è un buco enorme per il Campodarsego, c'è Akmadou contro Aldegheri. Che uscita Lorenzo Aldegheri, straordinario su Akmadou. Lorenzo Aldegheri che esce da libero puro e va a fermare Akmadou. Strepitosa la giocata di Lorenzo Aldegheri su Akmadou, che si rialza in questo momento, salva un gol. Lorenzo Aldegheri, qui la carambola tra il braccio e il piede di Tardivo, ma l'arbitro lascia proseguire. Akmadou in possesso di palla, c'era un buco enorme da quella parte. Partito un contropiede, Rossi ha perso palla qui, poi ingenuamente nel tentativo di difenderla è stato molto bravo il Campodarsego a ribaltare l'azione, ma è stato altrettanto bravo Aldegheri nell'impattare su Akmadou. Corretta, mi sembra. Tanto lì in mezzo tra Callegaro e Zerbato fanno anche
ovviamente scattano un po' di scintille, poi si va avanti. Acamadou ancora a correre, lo ferma Baschirotto. Conti recupera palla, allarga le braccia Soave perché si può essere più puliti in uscita. Occhio adesso a Trovade, questo bel rilancio, poi Burato mette giù palla e Federico Peli, che forse è uno dei più freschi, adesso va a guidare questo attacco del Caldiero. Siamo ormai alla mezz'ora del secondo tempo con Filiciotto, palla al piede, Filiciotto verso Diego Bernardinello, il cross di Bernardinello che però viene letto comodamente da Trezza. Con questi cross dalla tre quarti telefonati di sicuro si riesce a fare molto poco. È stato deviato, però non ha impattato bene, non era comunque un traversone teso. In quei casi lì dalla tre quarti devi mettere palla molto tesa, molto forte, perché altrimenti la difesa lo legge con facilità, quindi non va mai in difficoltà. Ti chiedo, Sandro, se andresti a cercare un po' di più Federico Peli, forse uno dei più freschi. Mi sembra in palla anche. Magari anche per avere qualche alternativa in più. Forse Zerbato e Proc hanno dato molto in questa partita. Peli forse è quello che ha ancora qualcosina da darti in questo finale. Mi sembra davvero in palla, hai perfettamente ragione. Mi sembra che è stato che col piglio deciso si fa dare palla dei piedi, va all'1 contro 1. Direi che sta facendo una partita importante, dovrebbe essere cercato di più forse. Tanto Conti c'è una prateria davanti per il 18 del Campodarsego, murato da Baschirotto. Si trattava di Davide da Pollonia, uno dei due cambi di Ballarin. Palla fuori per Tardivo che calcia, palla fuori, palla fuori di Tardivo. Abbiamo capito perché giocava nella Primavera del Parma. Palla che lambisce il palo alla destra di Aldegheri, però dà l'illusione ottica del gol. Palla sull'esterno della rete quando siamo al minuto 36 del secondo tempo. Qui scorrono i minuti e purtroppo la situazione vede ancora il Campodarsego in vantaggio per 2-1. I gol sono stati realizzati da Gentile e Dannoni nel finale di primo tempo. Rossi al rilancio lungo a cercare Peli in velocità. Zerbato controlla ma poi il pallone sfugge via, litiga un po' con la Severnini palla. Manda il pallone nel parcheggio, sarà rimessa per il Caldiero. Adesso giustamente il Campodarsego magari ha serrato ancora di più le linee in questo finale di partita. Peli per Daniele Proc, punta l'uomo, va al cross, Averi tocca la palla, sarà corner per il Caldiero. E queste situazioni, lo diciamo dall'inizio, ma vanno sfruttate, a maggior ragione quando sei a meno di 10 minuti dalla fine della partita. Calcio d'angolo per il Caldiero con Marco Burato, area invasa dai giocatori di Soave. Fuori Bernardinello e Braga, palla dentro che passa, Gentile prima di Proc. Era già uscita qui la palla. Però l'arbitro era già uscito, era già uscito, dice che il pallone era già uscito. Segnalazione che è arrivata dall'assistente. E allora si ripartirà dal rinvio a favore del Campodarsego quando siamo al minuto 38. Sul 2-1 per il Campodarsego. Adesso con anche esperienza combattuta importante, il Campodarsego perde qualche secondo. Dovrebbe anche esserci un cambio nelle fila padovane. Dentro il numero 14 Montin e fuori il numero 4 Callegaro, il 2 Annoni. Allora esce colui che ha realizzato il gol fino a qui decisivo e dentro il numero 14 Nicolò Montin. Quando siamo al minuto 38 Campodarsego esce col numero 2 Annoni, fuori allora Annoni per Montin. Ancora 7 minuti da giocare più recupero. Soave che vuole giocarsi anche la carta Fabio Martone in questo pomeriggio. Il rinvio di Salvatore Trezza. Manca poco alla fine, minuti che purtroppo stanno passando senza frutto. Baschirotto a gestire il possesso ora Jacopo Rossi. L'ex Virtus trova una traccia per Filiciotto. Braga sulla sinistra, Filiciotto dovrebbe lanciare lungo ma preferisce invece andare di nuovo da Baschirotto.
per far ripartire l'azione. Burato si abbassa verso Bernardinello entra verso il campo, viene anche trattenuto, ma l'arbitro giustamente fa giocare perché il possesso era di Bernardinello. Rossi di nuovo da Filiciotto, vediamo se ha la forza di incidere Filiciotto. Manarin viene steso da Callegaro, lo ferma in maniera volontaria secondo me in questo caso Callegaro. Sarebbe anche potuto essere ammonito in questo caso Callegaro, con molta pacatezza, quindi probabilmente sono solo due i cattivi di questa gara. Peraltro Severgnini per perdita di tempo e Braga per protesta, dimostrazione insomma che non è stata una gara particolarmente cattiva. Burato scivola ma difende il pallone. Filiciotto dentro l'area, è salito Proc, attenzione a Daniele Proc che cerca una cosa impossibile, ma la palla è buona. Rossi la tiene in campo, zerbato con Conti molto bravo qui a far ripartire l'azione del Campodarsego. Corre Trovade, in area c'è Ahmadou, Trovade si guadagna il fallo ed è davvero molto bravo in questo caso Trovade. Bravo. Poi rimane per terra un giocatore del Campodarsego. Adesso giustamente siamo negli ultimi minuti e ogni soluzione è buona per far trascorrere qualche secondo. Il Caldiero prova a gestire questa pausa però con il cambio. Fuori Burato, dentro Fabio Martone quando siamo al minuto 40 del cambio secondo tempo. Caldiero esce con il numero 4 Burato, entra con il numero 16 Martone. Calcio di punizione per il Campodarsego. Trovade sul punto di battuta, dovrebbe essere lui un giocatore incaricato di questa battuta. In area appena 2 saltatori, questo la dice lunga sulla voglia del Campodarsego di sfruttare questa situazione. Trovade potrebbe però anche andare alla battuta verso l'area di rigore. Adesso qualche saltatore in più, ma sono rimasti in tanti a proteggere soprattutto l'area di rigore. Palla dentro che passa, attenzione Aldegheri in 2 tempi, stava per arrivare a Ahmadou e Aldegheri va a servire Filiciotto. Un po' di spazio c'è per Filiciotto che serve Federico Peli contro Tardivo non viene superato, allora semplice rimessa per il Caldiero. Filiciotto, Martone sul settore di destra, Diego Bernardinello, Daniele Proc, arriva il cross di Proc dentro l'area, Zerbato che cerca la torre, una torre che però non c'è perché non c'erano compagni ad invadere l'area di rigore. C'è un altro cambio ancora. C'è intanto un altro cambio fine del Caldiero. per il Caldiero, tutta l'artiglieria pesante in campo per questi ultimi minuti. Dentro tamponi per Filiciotto, 5 attaccanti sul terreno di gioco del Caldiero, esce col numero 11 del Mario Berti. Filiciotto entra con il numero 20 Tamponi. Tamponi per Filiciotto. E adesso abbiamo una punta in più, ce n'erano già tante prima. Forse adesso sarà Manarin quello che deve un po' legare il gioco lì a centrocampo, gli altri tutti su alla ricerca del gol del pareggio. Quando siamo al minuto 42 del secondo tempo, l'arbitro dovrebbe adesso comandare il rilancio di Salvatore Trezza, che con il destro lancia lungo. Martone stacca, lancio lungo, Gentile spazza via. Rossi da una spinta a Trovade, spinta gratuita, e questo non va bene perché fa trascorrere altri secondi. No, questo è proprio quello che deve fare un difensore in questi casi, è abbastanza plateare la spinta, e quindi l'arbitro era tra l'altro lì e non poteva che decretare la punizione per la formazione del Campodarsego, che è una punizione preziosa perché la palla adesso si trova dalle parti delle Trovade. Esatto, quindi che cerca già la bandierina, vedi, insomma è chiaro che il Campodarsego gioca anche in questo momento anche con il cronometro che passa inesorabile, purtroppo. Siamo al 43esimo e il Campodarsego è sempre in vantaggio per 2-1, vantaggio che si è concretizzato negli ultimi 5 minuti del primo tempo.
rimessa lunga, Rossi di testa, Amadou secondo me con un fallo sul numero 16 Martone, ma l'arbitro lascia giocare il numero 20 del Campo d'Arsego. Palla che sfugge però al Campo d'Arsego, allora possiamo giocare. Abbiamo davanti tanti uomini in fase offensiva. Va a chiudere anche il numero 19 del Campo d'Arsego, Trovade, che ruba palla a Federico Peli. Occhio a Trovade contro tutti, lo tampona Manarin e c'è un altro fallo guadagnato da Trovade, che bisogna essere onesti è entrato in campo con il piglio giusto. Molto bene, direi anche qui molto bravo, non farsi sorprendere dalla finta di Peli a conquistare palla e a ripartire e a farsi far fallo. Direi che dalla panchina ha avuto anche qualcosina in più forse il Campo d'Arsego a livello proprio di atteggiamento, nel senso che non che abbiano fatto male i giocatori che sono entrati nel Caldiero, però quelli del Campo d'Arsego mi è sembrato siano risultati un po' più utili alla causa. Adesso siamo in attesa di capire quale sarà l'entità del recupero. Qui sinceramente si poteva far correre, avrebbe potuto lasciare applicare il vantaggio Fantozzi, sarebbe stata una situazione sicuramente più vantaggiosa per il Caldiero. Fantozzi adesso deve anche decretare il recupero, che mi immagino molto corposo perché ci sono state tante interruzioni. Intanto leggera spinta da dietro di Averi, l'arbitro per il metro che ha avuto era già in caduta, non fischia. Era già in caduta, quindi poi Conti non trattiene il pallone, ma comunque sarà rimessa per il Campo d'Arsego. Sandro. Sì, adesso c'è chiaramente, 5 minuti di recupero, c'è un po' di frenesia un po' eccessiva, c'è stata direi che è stato un buonissimo quarto d'ora iniziale, 20 minuti molto buoni, il Caldiero ha accelerato bene, ha giocato anche con il raziocinio giusto, poi ha un po' perso le misure, la panchina del Campo d'Arsego ha dato qualcosina in più anche secondo me. Proprio per atteggiamento, no? Per attenzione, grande parte di sacrificio da parte di tutti i giocatori del Campo d'Arsego. Bisogna cercare di trovare, perché c'è sempre una possibilità, insomma, qualche soluzione. Adesso soprattutto con tutti questi attaccanti si va a occupare tanto l'area, può succedere qualcosa di importante. Ci sono 5 attaccanti sul terreno di gioco, siamo all'interno del recupero. Peli contro Tardivo rilancia lontano, Manarin verso Martone, serve l'ultimo guizzo al Caldiero, sbaglia però tutto Fabio Martone, troppo frenetico qui, sì, Martone. Anche qui questa palla attesa così fa fatica anche il giocatore eventualmente a controllarla, a metterla giù. Bisogna giocare un po' più semplici, cercare di andare vicino all'area con più facilità. Rimessa per il Campo d'Arsego a cercare Amadou, che si appoggia troppo sul difensore vedevi la maglia, hai visto la maglia che è proprio Bernardinello dalla tre quarti, palla dentro l'area, Proc, palla però debole purtroppo, non si è accorto secondo me che era scivolato il difensore, altrimenti secondo me avrebbe calciato. Bravissimo, avrebbe potuto anche coordinarsi per calciare al volo e non colpire di testa, perché la palla non era tesa, quindi è arrivata un po' molle, no? Quindi bisogna colpirla di testa, si fa fatica a imprimergli forza. In questo caso avrebbe potuto veramente controllarlo, calciare di piede. Qui Trovade stende, non si è accorto purtroppo che il difensore era scivolato. Lo diciamo sempre che è tanto più facile ovviamente parlare da questa postazione rispetto ad essere sul terreno di gioco, quando scelte vanno prese in una frazione di secondo. Proc intanto lavora il pallone sulla fascia, arriva il cross dentro, c'è Rossi contro Tardivo, palla che rimane lì per Rossi, non arriva però il tiro di Jacopo Rossi, fermato 2 volte secondo me dal muro dei giocatori del Campo d'Arsego. Allora Baschirotto non ha trovato la palla, peccato, perché poteva essere davvero. Siamo al 48esimo, ne mancano 2 alla fine di questa partita, palla però stavolta comoda da leggere per Tardivo, che comunque ci restituisce il pallone. Braga, il cross dentro l'area, Severnini spazza. Per il momento non abbiamo sfruttato quella che è la nostra torre in più, ovvero Giacomo Tamponi, in questi ultimi minuti. Bernardinello, arriva all'ennesimo cross dentro l'area, tocca Proc, palla che passa, c'è Zerbato, ma c'è anche il difensore del Campo d'Arsego. Era un 2 contro 1, l'ha presa quello del Campo d'Arsego. Purtroppo quando siamo ormai alla fine del Montin, molto bravo in questo caso del secondo tempo, manca pochissimo alla fine, con Federico Peli
sulla fascia, puntare Tardivo, lo salta netto Peli, che bella giocata, poi viene ribattuto, palla ancora per Manarin che dovrebbe calciare, palla che rimane lì al limite, forse viene toccato secondo me lì al limite il giocatore del Caldiero. Adesso Baschirotto contro Akamanadu che prima di Braga deve lasciare il pallone, palla lunga, Severnini secondo me trattiene un po' Tamponi, ma lo fa regolarmente, normale, e poi rilancia verso Akamanadu contro Baschirotto che tocca il pallone ed è tutto buono. Baschirotto veramente mi sorprende davvero, è un giocatore in questo momento bravissimo, perché la fisicità di Akamanadu non è facile da fermare, da arginare. Manarin secondo me doveva servire Rossi, si guadagna comunque la punizione in the box, come dicono oltremanica in questo momento, Alessio, più che mai in the box, perché credo che sia l'ultima occasione questa. Manca un minuto alla fine della partita, ancora 1 minuto 55 secondi alla fine di Caldiero Campodarsego, punteggio di 1-2 per il Campodarsego, e come dici tu Sandro, in the box ci va anche Lorenzo Aldegheri. Ed è giusto così. È giusto così, sono d'accordo, anche perché non c'è più nulla da proteggere. Non c'è più nulla da proteggere, non cambia niente, non serve niente anche eventualmente una rete in contropiede, perché non cambia assolutamente nulla, mancano 30 secondi ed è giusto andare là e provarci. Aldegheri intanto si guadagna il giallo del diretto avversario. Sì, si è guadagnato il giallo del difensore che lo spingeva. Speriamo crea anche un po' di confusione Aldegheri lì in mezzo, ci sono tutti i saltatori, può essere l'ultima chance di questa partita. Al quinto di recupero del secondo tempo, sul pallone Fabio Martone continua a spingere la difesa del Campodarsego. Martone verso il secondo palo, Jacopo Rossi nel mucchio, tocca anche Aldegheri, tocca anche Tardivo ed è arrivato purtroppo il triplice fischio. Ammonito Baschirotto per il fallo finale su Tardivo. Triplice fischio. Adesso vediamo un po' di scaramucce tra anche il nostro preparatore atletico contro la panchina del Campodarsego. Qui bisogna che i giocatori, diciamo, con sinceramente esperienza si mettano in mezzo e lasciano, insomma, non serve anche questa coda. Il Campodarsego vince per la rimonta nel finale di primo tempo. Conti che dice ai compagni del Campodarsego è finita, andiamo a casa, è giusto, ed è finita. Esperti, vedi, adesso invece il Caldiero lascia il campo. Sandro, ha pesato quel finale di primo tempo? Ha pesato il finale di primo tempo, mi permetto di dire che forse ha influito molto la motivazione. Ho visto una squadra come il Campodarsego che aveva una motivazione molto forte, davvero, si è visto anche subito sin dall'avvio, nonostante sia stata l'avvio tutto segnato dalla formazione di casa, quindi sotto il profilo del gioco meglio il Caldiero nella prima mezz'ora. Ha prodotto poco perché ha prodotto soltanto quel calcio di rigore, e poi il Campodarsego, ripeto, ha giocato una gara di forti motivazioni. Credo che tutto sommato questa vittoria l'abbiano conquistata in maniera anche meritata, soffrendo il giusto, lottando su ogni pallone, come deve fare una squadra che purtroppo per loro erano perlomeno al penultimo posto della graduatoria. Il Caldiero forse non lo so, ha cercato di dare tutto quello che poteva. Alla fine, insomma, credo che sia una sconfitta che non infici quello che è il cammino della formazione di Mister Soave. È rimandata, diciamo così, quella che è l'ufficialità della salvezza, che credo quella che dovrebbe essere la matematica. Esatto, adesso non è molto lontana. In campo già giovedì contro il Delta Porto Tolle, però in trasferta sul campo polesano. Giovedì Delta Porto Tolle contro Caldiero. Questo è il finale in vete da Alberti. Vi ringraziamo per averci seguito. Alessio Faccincani con Sandro Benedetti. Grazie anche agli amici di Avelia e anche ai nostri operatori Anna Maria e Carlo Pasini. Ed è tutto allora dallo stadio Mario Berti, anche da Alessio Faccincani. Finale Campodarsego 2 Caldiero 1. Il Campodarsego espugna il campo di Caldiero. Buon pomeriggio a tutti.
Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. Poi... Bravo! Campo! Il professore!